avuto paura perché anche noi siamo degli alunni e quindi possiamo essere, cioè come è successo a quella ragazza può anche succedere a noi, che magari da un momento all'altro veniamo a scuola e succede questo e possiamo essere anche noi coinvolti. Ho pensato a come questa ragazza che era una di noi, perché lei svolgeva una vita normale, svolgeva una vita da studentessa e ho pensato a noi che viviamo qua in questa realtà e a cosa potrebbe succedere, quello che è successo a lei in merito alle nostre vite. Momenti di riflessione sulla tragedia che sabato scorso ha colpito l'istituto professionale Morvillo Falcone di Brindisi e scosso tutta la scuola italiana. Un selvaggio atto che per la prima volta nella nostra travagliata storia unitaria e repubblicana ha colpito un edificio pubblico nel quale vi stavate recando, sicuri di essere protetti per imparare a diventare cittadini. Sono le parole contenute nella lettera inviata alle scuole di ogni ordine e grado dal Ministro della Pubblica Istruzione Francesco Profumo. Un messaggio di vicinanza e solidarietà in cui il Ministro si rivolge ai giovani non solo in veste istituzionale ma come padre e soprattutto come italiano. È stamane in ogni istituto con il tricolore a mezz'asta e sono stati promossi momenti di riflessione. Era un movimento spontaneo quello di riunire i ragazzi stamane ed è venuto dal cuore dei nostri pensieri. Lo stare insieme in un momento così grave per la nostra patria, ma soprattutto per la scuola italiana, colpita al cuore con una efferatezza indicibile. Ai bambini sconfortati, ai ragazzi che cercano fiducia e che cercano rassicurazione, abbiamo letto la lettera del Ministro che con toni paterni ha rassicurato i ragazzi e le ragazze italiani. Beh, io sabato tornando a casa per pranzo, ascoltando il telegiornale, ho scoperto ciò che era accaduto e sono veramente colpita per ciò che è accaduto, profondamente colpita, perché Melissa, la ragazza che è morta, era una ragazza come me, è stata colpita una scuola come la nostra, per cui ciò che è accaduto a Melissa e a tutti gli altri ragazzi feriti è una cosa che comunque indirettamente è accaduto pure a me. Questi eventi sono imprevedibili, la scuola è il luogo più sicuro, un luogo pubblico, ma non si può mai sapere quando accadono. Io, Melissa, non vorrei mai immaginare gli amici, i parenti cosa provino in questo momento, perché veramente io sono triste, immagino loro. Nelle prime ore della giornata noi abbiamo invitato i nostri ragazzi a porre attenzione alle parole sia del Ministro che del nostro dirigente scolastico. Abbiamo fatto anche un minuto di silenzio, ma soprattutto abbiamo favorito un momento di riflessione su un fatto che, usando le parole di Grasso, veramente un atto di terrorismo, nel senso che mira a creare uno stato di terrore, indipendentemente dalla matrice che ha generato questo folle atto per l'appunto. E come dice il governatore della Puglia è un sacrilegio.